Buonasera e benvenuti alla sesta puntata The Best Sandwich, l'orto nel panino, e questa sera andremo a conoscere tre concorrenti che proporranno tre panini completamente diversi con protagonista i cetrioli. Non è una puntata facile, quindi siamo tutti curiosi di capire quelli che sono gli abbinamenti e come riusciranno a valorizzare proprio il cetriolo. Ma andiamo subito a salutare i nostri giudici partendo dalla presidente di giuria Annalisa. Buonasera a tutti. Pronta a mangiare i cetrioli e i panini di questa sera? Prontissima, mi sono letta le ricette, sono strepitose. Bene, e poi salutiamo e ringraziamo il giudice di Fiuloves Banca che è Tiziano Trevisanuto, buonasera. Buonasera a tutti voi. Del locale Gelindo dei Magredi. Sì. Invece già lo conosciamo, perché lo vedete anche nel coaching, il nostro Gabriele. Buonasera Gabriele. Buonasera, buonasera a tutti. Prima di andare a presentarvi i concorrenti, però vi ho anticipato, c'è il coaching di che è curato da Annalisa, Gabriele e Elena Soldi. Allora andiamo a vedere come si sono preparati i nostri tre concorrenti. Buongiorno a tutti, io sono Annalisa Sandri e sarò uno dei vostri giudici di gara. Oggi siamo qui per fare un po' di coaching per motivarvi in modo che in questo frangente emerga quello che voi siete, il vostro amore per la cucina, l'amore per le cose che voi fate. Può essere voi stessi significa parlate col cuore, quello che dobbiamo evidenziare in questa avventura è proprio voi stessi, il vostro valore. Sono Gabriele Ballan e sono Hospitality Expert per Pala Gourmet, sono giudice fisso di The Best Sandwich 2021 ed è una bellissima opportunità per conoscere tantissime realtà. Non sono friulano e conosco sempre di più un territorio stupendo e delle persone veramente in gamba. Come voi, la cosa più bella è vedere le persone con la passione. Pronti per conoscere il primo concorrente? Lui è Maurizio Pegorer e arriva da Gorizia. Vieni Maurizio. Buonasera, sono Pegorer Maurizio, vengo da Gorizia, sono il titolare della birreria Trattoria Underground e sono qua in questo contest per mettermi in gioco e per dimostrare il mio valore alla piastra e ai fornelli. Buonasera, buonasera. Si chiama picnic greco. Esattamente. Perché come ingrediente c'era il cetriolo e subito mi è venuto in mente un'insalata greca, cioè proprio... 10 minuti di tempo per preparare il tuo panino. Considerando l'ingrediente, ovvero il cetriolo, mi è venuto in mente subito di realizzare questa insalata greca, ma l'insalata greca di per sé è comunque tutta fredda, invece noi oggi inseriremo del peperone che non è crudo, per la digeribilità, ma bensì fatta al forno con del pomodoro secco saltato in padella e a cui aggiungeremo una frittata con cipolla di tropea per renderla sempre più digeribile, la feta e il cetriolo che è stato condito in precedenza, della valeriana come base e del patè d'olive per insaporire un po' il tutto e della salsa allo yogurt. Allora, nel frattempo tu stai utilizzando la piastra per la frittatina e per il pane. Per scaldare la frittata. Togliamo questo così a favore di telecamera e di foto. Allora, sto posizionando la valeriana come base. Adesso chiaramente inizieremo a posizionare il tutto. Intanto le frittate si stanno scaldando a temperatura, il pane è già leggermente tostato, quel tocco in più. Quindi i cetrioli dove li hai messi prevalentemente? Adesso li metteremo in posizione. Beh, si vede che ha una buona manualità. Questo è un patè di olive che Questo è un patè mettendo? d'olive, sì. Che hai fatto tu? Assolutamente no. No? Ah. E chi l'ha fatto? Ma me non l'ha detto. Sì, Ma io l'ho comprato. L'hai comprato? Sì, ma sì. sai, magari c'è chi ci tiene a preparare qualsiasi cosa. Io sono dell'idea che tutto si può fare, ma bisogna avere anche lo smercio esatto di determinati prodotti per non caricare il magazzino di scorte che non servono. Allora, Volevo chiedere, prego.
I cetrioli sono stati affettati, usati tal quali, o hai usato un po' di sale per far perdere loro l'acqua di vegetazione? Allora, ai cetrioli avevo messo un po' di sale per Ok. perdere un po' di acqua, sì, esattamente. Meglio così? Sì, Sì. in genere a qualche ortaggio si usa fare mettere un po' di sale per far perdere l'acqua di Ok. vegetazione. Mi viene in mente la melanzana, ad esempio, il cetriolo, il cappuccio, il cavolo cappuccio. Dovrebbero essere più digeribili. Sono molto più digeribili, sì, e anche, voglio dire, più masticabili anche. Adesso ci metti un altro strato. Ah no, continui con i cetrioli, poi ci metti i peperoni allora. Esattamente. I peperoni Sì. li ho fatti prima al forno, circa 45 minuti a 200 gradi, li ho privati di tutta la pelle e di tutti i semini. Eccoli qua. Non sono né salati né niente perché il pomodoro secco secondo me già lo insaporisce Ah, quindi peperone e di pomodoro suo. secco. Ok. Esattamente. Cosa metterai Su tutto? lì? Sì. Ah, la Niente, yogurt, la salsa una di salsa di yogurt semplicissima. Ok. Era in cucina, era Mia cuoca. mamma sì, ha sempre gestito e avuto Locali. da bar a ristoranti, sì, in Gorizia in provincia. E quindi mi ha tramandato, diciamo, questa passione. Io già da piccolo ho sempre frequentato i locali dei miei genitori, quindi la passione è venuta guardando. beh. Ma che bella la decorazione che richiama. Il panino, il pane proprio. Va bene, puoi portare il panino ai giudici. I giudici hanno provato il tuo panino. Allora, partiamo con il primo commento di Annalisa. Allora Maurizio, io ho mangiato un buon panino che effettivamente aveva questo sentore di Grecia, vuoi per i peperoni, per come li hai fatti, e vuoi anche per il cetriolo che comunque nell'insieme c'era, solo che arrivava un po' tardi e credo sia dipeso dal fatto che dal mio punto di vista il pane io l'avrei utilizzato più in linea con il panino, quindi magari un pane tipo pita, un pane un pochino più croccante, perché questo risultava tanto morbido e quindi nel masticarlo ti dava questo senso un pochino, cioè dovevi masticare parecchio. Nell'insieme un buon panino. Forse avrei utilizzato un po' di origano, gli avrei dato un po' così Di più. di brillantezza con anche un'erba aromatica che ci sta, secondo me, se vuoi un po' migliorarlo. Grazie. Tiziano, tu cosa ne pensi? Io ho sentito il giudizio della collega e il mio è, diciamo, è in linea con col suo giudizio. Avresti cambiato il pane, la tipologia Sì, di pane? il pane l'avrei cambiato. Forse avrei tostato un po' più questo, l'avrei reso un attimino un po' più croccante per cercare di creare un po' di piacevolezza in bocca, un po' di tipo patatina fritta, per darmi un'idea. Capisco. E avrei usato un'erbetta aromatica per conferire freschezza al piatto. Ok, quindi insomma sei in linea con Annalisa. Gabriele? Diciamo che la penso come i miei colleghi. All'interno avrei usato un po' più di grinta, un po' più di condimento, sale, qualcosina che facesse risaltare un po' di più. L'idea è giustissima, è una bella idea secondo me, perché soprattutto nella stagione che andrà avanti è un prodotto fresco.
ma i gusti vorrei che saltassero fuori maggiormente, quello sì. Prova fatta, il panino è piaciuto a metà, chiaramente le attrezzature sono nuove in questo contest, non sono le nostre da ristorante, quindi difficoltà nel regolare la temperatura della piastra e tostare il pane. Prossima volta andrà sicuramente meglio, eviteremo gli errori commessi in questa edizione. Grazie. Pronti per conoscere il secondo panino, quello proposto da Roberto Ramidac della Ferrata Varmo di Udine. Mi chiamo Roberto, faccio il cuoco presso il ristorante La Ferrata di Varmo. Sono qui per provarmi, visto che da un po' di tempo abbiamo cominciato anche a fare delle serie di panini lì in ristorante, quindi volevo provare a partecipare, a vedere se sicuramente porterò via qualcosa da questo posto. Buonasera. Buonasera Roberto, il cognome? Ramiak. Ramiak, ok. Andiamo subito invece a conoscere il tuo panino che si chiama il fresco rosa, l'hai chiamato così? Sì. Ok, hai scelto uno zoccoletto integrale? Sì, fatto da noi lì in ristorante. Ah, fatto da voi, perfetto. Cetrioli, naturalmente anche in agrodolce, però. Trota salmonata, pepe all'arancia, zucchero di canna, timo, limone, sale rosa dell'Himalaya, panna acida e pepe rosa. Questi sono gli ingredienti. L'hai chiamato fresco rosa Perché alla fine... C'è tanto rosa? Esatto, alla fine 3 prodotti che ho usato sono rosa e quindi ho voluto mantenermi... È fresco perché comunque va servito la metà degli ingredienti, non vado a scaldare tutti gli ingredienti ma soltanto 2 ingredienti scaldo e il pane. Tanto è uno zoccoletto grande questo, eh? C'è un panino grande. Quanti cetrioli ci metti? Hai scelto anche cetrioli agrodolce proprio per valorizzare ancora di più il protagonista. Sì, li ho voluti mettere anche dentro la salsa alla panna acida. Ecco, allora raccontaci il tuo panino. Perché hai scelto questi ingredienti sapendo che l'ingrediente principale doveva essere il cetriolo? Beh, mi viene quasi automatico dire il cetriolo e il pomodoro. Non puoi non metterlo, sicuramente il pane integrale valorizza questi sapori di questi ortaggi. E invece per gli altri 2 ingredienti ho seguito di più le zone nordiche dell'Europa che usano molto il salmone con panna acida. Fanno varie... Ok, il pane lo metterai al forno, da quello che ho capito. Sì. Quindi hai usato della farina integrale o...? Sì, ho usato 2 parti di farina integrale, una parte di farina della Manitoba, la classica, e poi ho fatto un trito di noci da mettergli dentro. Buono, buonissimo. Per dargli un po' di croccantezza. L'hai fatto lievitare a lungo poi? L'hai fatto lievitare a lungo? Sì, 12 ore di riposo più 12 ore di lievitazione. Bene, già il pane è già particolare di suo. Direi. Cioè, già una sua caratteristica. Però bella questa cosa che ha detto, no? Dei cetrioli e pomodori, che è la classica insalata estiva. Cioè, che cosa mangi un piatto di cetrioli e pomodoro? I pomodori come li stai preparando? Ho fatto dei pomodorini confit Buoni. belli dolci, A vederli perché sono comunque buoni. devo recuperare un po' l'acido della panna acida e il pomodoro dolce ci sta bene. Ok, Tu nel ristorante fai anche dei panini? Sì, sono 2 estati che facciamo i panini lì in ristorante. E questo lì usiamo le forme più classiche del panino, che sono l'hamburger, panini tipo club sandwich abbiamo preso una ricetta più americana però fatta nostra del pulled pork. Ah, ok, buono. Perché comunque cerchiamo di usare tutti gli ingredienti della zona.
Volevo chiedere, la trota salmonata è una trota delle vostre risorgive? Ma è proprio lì della zona vicino a Varmo. Dalle vostre parti c'è la trota di sterpo, voglio dire. Esatto, Quindi proprio. le produzioni locali bisogna sempre cercare di portarle in palmo di mano, soprattutto quelle che lavorano bene. Ma infatti anche questo- noi per optare tutto quello che riguarda la bufala abbiamo smesso di farcela portare dalla campagna, mentre abbiamo ad Aviano degli Bravo. ottimi produttori di bufala, sia di carne che di formaggi, varie tipologie di formaggi. È importante dare nome e cognome a chi produce, ecco, per valorizzare il lavoro del territorio e di molte persone che ci mettono la passione. È un concetto ormai che si usa da parecchi anni ed è giustissimo e anche piacevole poi addentrarsi in queste realtà. Quindi da dove parti? Dalle salse? No, dal pomodorino. Dal pomodorino. Perché comunque la salsa non la metto da tutte e due le parti. Vedi, eccolo qua. Roberto ha una storia molto bella perché ha iniziato a cucinare da bambino. Ah, Sua mamma gli lasciava la possibilità di utilizzare la cucina con le dovute precauzioni e lui A che età? preparava. a che età hai iniziato? Intorno ai 10 anni, Ah. poco prima, ma 10 anni è stato perché è la prima volta che ho cucinato io da solo per E il qual è mio la prima compleanno. cosa che hai cucinato? La torta del compleanno, chiaramente. Ah, la torta! Quindi Una da lì robetta sono da partito. poco? Però alla fine è mia sorella che è diventata pasticcera, non io. Ah, quindi una passione di famiglia quella della Sì, cucina. sì, beh. Ci piace mangiare. E se vuoi mangiare bene, impari a farlo bene. Volevo portare il cetriolo marinato, ma il problema del cetriolo marinato è che cambia colore a macchie, diventa come. Invece Quindi esteticamente non esteticamente non mi non piaceva, era cosa. però volevo marinarlo. Ok. Ormai quello lo volevo. E allora ho pensato di farlo sottovuoto. Quindi lasci così? Sì, viene tanto spesso, lo so, ma almeno quello della foto volevo che si differenziasse un po' o no. Ok. Dopo i cetrioli ci andrà Il salmone, la trota salmonata. trota salmonata. Affumicata, giusto? O fresca? No, fresca, marinata sotto sale e zucchero con erbette. Quindi ultimo passaggio è questo. Raccontacelo, Roberto. Quello che sto mettendo è la salsa fatta con panna acida, cetriolini Un agrodolce. in agrodolce. Non gli ho messo tanto di più, un po' di sale, un po' di pepe e 2 gocce di limone. Ok, quello La ricordiamoci foto. che è per la foto, va bene. I riccioli. Proprio, comunque sono belli anche gli altri, anche senza i riccioli, nella versione liscia. Non Dai che- l'avevo pensato prima, mi era venuto qui al momento del ricciolo, siccome quando li ho messi nel piatto. I nostri giudici hanno mangiato, provato il tuo panino, non mangiato tutto, ma lo porteranno a casa come abbiamo detto, e quindi sono curiosa di sentire il primo commento della Lisa su questo panino. Allora Roberto, hai fatto un buon panino, ma mi sento di darti lo stesso consiglio che ho dato prima, cioè in questo panino, laddove hai ben valorizzato il cetriolo, perché la croccantezza del cetriolo era estremamente piacevole,
c'è troppo pane, o meglio, il pane predomina. Ed è un peccato perché gli ingredienti tendono ad essere sminuiti dalla presenza appunto del pane. E ha una buona consistenza, è piacevole alla masticazione. Io cambierei la tipologia di pane e lo metterei assolutamente in menù però. Il pane come elemento è un bel panino e anche ha un suo aroma, una sua persistenza in bocca. Parlo del panino, non del contenuto. Cioè del pane. Del pane. Però in qualche modo la mia sensazione è che sia andato un momentino a predominare e ad essere un po' troppo invasivo rispetto al contenuto interno alla farcitura. Cioè i cetrioli si praticamente. sentivano o no? Il cetriolo si sentiva, Ok. si sentiva anche la croccantezza, c'era anche una piacevolezza in bocca. Bene. Però non ho sentito la trota, insomma, mi è mancata questa componente qua. Sì, in linea di massima sono d'accordo con i miei colleghi. Un po' più piccolo, ecco, il formato e la giusta equilibratura fra peso del pane e peso del contenuto. Questo ti permette di assaggiarlo di mangiarlo più agevolmente. Così fatto è un buon panino, però è un panino troppo sostanzioso, per cui disequilibrato sotto questo punto di vista. Di per sé il concetto è molto buono, è buono, e anche la scelta degli ingredienti, degli abbinamenti degli ingredienti. Naturalmente bisogna equilibrare il contenuto con tutto il Però resto. ti ha già dato un'indicazione, farlo più piccolino potrebbe essere una soluzione. Sì, Ecco. dal mio punto di vista Ok, sì. va Sì, bene. sì. Beh, sono contento che sia piaciuto l'abbinamento degli ingredienti del panino come farcitura. Della grandezza del panino me lo aspettavo, ero anch'io titubante, ma perché tendo a fare tutti i panini troppo grandi, essendo che li facciamo noi lì in ristorante. Però nel complesso, beh, sono contento che mi hanno detto dove devo migliorare e l'apprezzamento degli ingredienti. Siamo pronti per conoscere il terzo panino, quello proposto da Rudy Tramontin. Vieni Rudy. Buonasera a tutti, allora, sono Rudy, gestisco il caffè Municipio di Roveredo in Piano da molti anni e adesso sono accompagnato anche dalla mia splendida ragazza Anna che mi dà forza e coraggio. E sono qua per riprovare questa bellissima esperienza, confrontarmi con nuovi professionisti e soprattutto per presentare il mio panino che è il mio grande cavallo di battaglia e spero che piaccia a tutti quanti. Buonasera a tutti. Buonasera. Eccoci qua Rudy, sei pronto per proporre il tuo panino? Sì. Bene, quest'anno Quest'anno abbiamo il cetriolo che è un prodotto della nostra terra, sì. un prodotto fresco, non facile da abbinare come... Però hai preparato diversi ingredienti. Allora, intanto pane e cereali, prosciutto San Daniele, cetrioli, burrata, stracciatella, salsa yogurt greco e poi cetrioli tritati a coltello. Sì. Giusto? Una Giusto, salsa proponi anche Sì, c'è a base una di cetrioli? Una salsetta greca che è Ah, fatta greca. con la crema di yogurt che ci ho messo un po', l'ho personalizzata diciamo, Con un po' di cetriolo? col cetriolo, col cetriolino, Cetriolino, per esattezza. ok. Poi ci ho messo dentro un po' di curcuma, dell'aneto, delle scagliette d'arancia e ci sono Ok. sale e pepe. Adesso io parto Perché hai detto curcuma? perché la curcuma è un'essenza spettacolare e viene dall'Asia e Ci tenevi, insomma. ci tenevo a dire perché è un prodotto che mi piace tantissimo ed è anche afrodisiaco. Anche afrodisiaco, quindi provatelo perché questo potrebbe essere un panino afrodisiaco. Ecco. Giudici, fate attenzione. Metti, dice Gabriele. Questo è il nostro pane. Ok. Questo qua è il nostro pane del nostro Sì. panificio di Roveredo in Piano dove io ogni giorno Ma cosa mi stai mettendo nella fornisco. burrata, la stracciatella? Cos'è? Questa è stracciatella. Ah. La stracciatella, con tutto il rispetto diciamo, della nostra Puglia, però questa stracciatella viene da Aviano, dalla latteria di Aviano, Bravo. della nostra amica Linda, che saluto. E comunque è un prodotto buono,
spettacolare, insomma, speriamo. È un panino che vuole valorizzare il territorio, Sì. tra il prosciutto, Diciamo tra che ho voluto fortemente usare solo prodotti Bravo. friulani, soprattutto perché ci tengo, insomma. Il nostro panino, che dicevo prima, è che noi lì facciamo la scelta di dare lavoro alle nostre realtà locali, diciamo. Sì. È un panino a 5 cereali. Va bene, Ecco. mi pare che ci sia la curcuma, mi pare di capire questo panino. E adesso cosa fai? Metti Adesso un ci po' metto un po' di d'olio? olio, perché mi piace arricchire, diciamo, di sensazioni al pane. Sì. Gli diamo una scaldatina al forno, giusto Ok, giusto. opla. Quindi scaldi anche la stracciatella che avevi Sì, mantenuto ma fino adesso nel leggermente, ghiaccio. però. Hai fatto tipo una salsa tzatziki? Sì, una salsa tzatziki, sì. Ok. Ci sono delle sensazioni dentro che io ne metto poca nel panino, però l'avevo portata anche da mettere a parte. Ci ho anche messo una puntina di tabasco. Chi vuole può anche mettere un po' di più di tabasco. Che poi hai messo anche l'aneto, vedo. E lì. anche l'aneto, sì, me ne sono dimenticato. Spieghiamola io. questa cosa, perché in Grecia c'è questo profumo nell'aria, è il profumo di aneto, perché loro lo usano tantissimo. Ma c'è anche un motivo proprio, diciamo, biochimico, nel senso che l'aneto facilita la digestione, mentre il cetriolo, diciamo che alle volte rimane un pochino sullo stomaco. Quindi Quindi le ha pensate tutte lui. Le ha pensate tutte, in tutti i pensate sensi. tutte. Bravo, Rudy. Il fatto che abbia usato due degli ingredienti, diciamo, del territorio, il San Daniele è un prodotto della Pedemontana pordenonese, È apprezzabile. non può che fargli onore ed è apprezzabile, insomma, Certo. per il concetto che ho ribadito prima. Volevo chiedere, il San Daniele, che tipologia di San Daniele usa? Che Sono stagionatura ha? 13 mesi. 14? Ah, 13? Sì, 14 mesi. Sì. ho capito. Ok. Quindi tu stai... Ma è il nostro cavallo di battaglia, perché sai, nel Ah, bar sì? io Questo? cerco sempre di usare i prodotti che ho a disposizione, perché anche qua ho voluto portare un panino, diciamo, dove io ci lavoro ogni giorno, capito? Ma quindi questo già con i cetrioli lo proponevi? Certo, certo. Ah, sì. quindi per Va te era bene. già... Avrei era portato facile, anche con la trota, non con la trota, col salmone affumicato, ci sta bene. Diciamo, Quindi già lo proponevi col cetriolo? esatto, sì, l'ho testato. E i clienti sono contenti. I clienti sono molto contenti, soprattutto al boccato gentile delle signore, perché essendo un panino diciamo estivo, Light? perché Ah. il cetriolo, Sì, il cetriolo sì. è difficile da cucinare, difficile da... Sì, e diciamo, lo proponi così, fresco. Esatto. Però abbondico sto prosciutto, eh? Sì, perché no. sì, perché se uno va al bar, senti che fa un panino con due fette di crudo, ti dici anche, oh, cosa fai? Insomma, bisogna anche- E tu metti 2 etti però, no? Due fette. No, metto circa un etto sempre. Un Un etto a panino? Sì, un etto, Ah. sì. Bene. Poi l'ho chiamato pi greco, questo panino. Sì, bravo, dimmi, Ah, già. dimmi. Perché quasi il costo arrivava, per dire, 3,14, nel senso, ho detto pi greco per 3,14. Poi ho detto, oh, facciamoci questo bel panino della mia esperienza greca, che sono andato in Grecia anni fa. Sono molto affascinato, si possono fare dei bellissimi panini anche anche le insalate greche, mi piace proporre ai miei clienti queste splendide insalate con la cipolla, con il pomodoro fresco, la fetta greca. Adesso ci metto La salsa? la mia salsetta. Tanto hai 2 minuti e 18 a Sì, disposizione. l'ho quasi finito. Pare che sei a buon punto. Perché l'hai già scaldato e quindi... Sì, ma deve essere leggero perché è un prodotto da forno, il panificio, il pane fresco, il nostro panificio Masuti di Roveredo. Ecco. Quindi un altro strato di cetrioli. Certo, Questo poi? panino piace ad Anna? com'è? Ad Anna questo Certo panino che piace? Se no, non mi copava. Boh, io ho quasi finito. Ok, Adesso faccio l'impiattamento. impiattamento. Beh, qua c'è tanto di cetriolo qui, effettivamente. Anche tanto Beh, il prosciutto. nostro attore principale è il cetriolo. Bravo, sì, Bisogna, sì. diciamo, Valorizzarlo. Valorizzarlo. Cosa te fa adesso? Lo tagli? No, io taglio. Ok. Fa tutto lui? Taglia, fa... bene, dai, così almeno è più facile per i nostri giudici mangiarlo. Poi ci mettiamo la firma come sempre.
Sì, sì, perché nel nostro lavoro, se non ci mettiamo un po' di fantasia, ci metti il vasettino con la salsa e poi qual è la firma, sì. scusami? C'è. La firma c'è. Ecco. Sono curiosa io. Perché Bella c'è la salsa a parte comunque. una bella corona Ah, che carino. fatta col cetriolo, perché il bello. nostro attore principale della puntata è il nostro cetriolo. Quindi quella è la tua firma e il Poi vasettino Abbiamo per chiudere. le nostre Così uno l'assaggia quanto salsetta. vuole. Chi vuole abbondare abbonda. Facciamoci per il nostro piatto della foto. Facciamo così. Prima le signore. Grazie. Bene, allora Rudy, i nostri giudici hanno assaggiato il tuo panino e sono curiosa. Da sto punto Annalisa ti devi dire com'era il panino di Rudy. Era buono. Buono. Era buono, cioè era veramente un buon panino. Rudy ha fatto un gran lavoro perché il panino era fresco, era piacevole, hai usato prodotti di qualità e si sente. Hai ben valorizzato il cetriolo perché mi devi spiegare quel trucchetto di come lo fai, perché quel sentore di arancia che ti arriva a un certo punto è piacevolissimo. Bravo. Tiziano, cosa ne pensi tu? Sono rimasto molto soddisfatto dal panino, dagli ingredienti che ho usato di qualità e quindi insomma complimenti. Gabriele. È un panino piacevole, fresco. Fresco secondo me è l'aggettivo giusto per identificare questo tipo di panino. Lo trovo anche piuttosto sostanzioso e Però ricco, giusto. perché secondo me la quantità di prosciutto crudo è veramente importante. La salsa mi è piaciuta particolarmente. Ma c'era troppo prosciutto o era equilibrato? Per me anche troppo, Per anche te? per me. Per Rudy me, no, però è ma per te soggettivo, sì. per Ok, me. certo. Ecco, perché comunque il panino è bello finirlo, che ti rimanga anche quello spazietto per il dessert. Ah, hai capito. Bene, eccomi qua, sono contento di quello che ho fatto, soprattutto perché ho presentato un nuovo prodotto per il mio locale e spero di aver fatto bella impressione ai nostri giudici e avanti. Grazie di tutto, è stata sempre una bella esperienza partecipare e speriamo. Basta. Tra poco conosceremo il vincitore di questa puntata, ma prima dico ai nostri telespettatori di andare sulla pagina Facebook di Few Lovers Magazine e andare subito a mettere mi piace sulla pagina, ma dopo la puntata ci saranno le 3 foto dei 3 panini che abbiamo visto questa sera per il contest nel contest, quindi andrei a votare il vostro panino preferito. Andiamo subito a vedere come è andata la scorsa puntata e quindi andiamo a vedere il vincitore. Eccoci qui Alexis, ancora una volta con il contest di Filovest Banca legato alla nostra pagina istituzionale Filovest Magazine. Abbiamo rimesso in gioco i concorrenti, in particolare Andrea Natali, Leonardo Bottega e Alex Simonato. E ha sbaragliato la concorrenza Andrea Natali che è in collegamento da Trieste. Ciao Andrea! Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno. Ecco, è qui con me anche Antonio Baratto che abbiamo già conosciuto, è uno dei responsabili che sono più noti anche sul territorio del Friuli Occidentale perché ne ha bazzicate di filiali. Antonio, come andiamo? Come stai? Ciao a tutti, ciao Marcus e ciao Andrea. Tutto bene, tutto bene. Invidio un po' Andrea per questo premio e perché in questo momento in una bellissima città di Trieste che vado sempre con piacere. Antonio, cosa stiamo preparando in pentola? Insomma, cosa bolle in pentola in Filovest Banca per quanto riguarda i servizi alla clientela?
Diciamo che il mio comparto specifico è rivolto al mondo aziendale, diciamo che siamo molto concentrati nel mondo, diciamo, che sta soffrendo di più in questo momento, che è chiaramente quello dell'alberghiero, quello della ristorazione. Abbiamo messo a punto dei prodotti ad hoc proprio per questo servizio, per dare ancora un po' di diciamo ossigeno, in modo tale che si potrà, non appena ci daranno le istituzioni il via, ripartire con maggior grinta. Bene, sicuramente parte con grinta Andrea perché ha sbagliato la concorrenza, 180 e più like, si è lasciato alle spalle gli altri concorrenti e ha vinto un buono da 100 euro per andare a acquistare del materiale per le biciclette. Andrea, intanto odio il brodo perché? Odio il brodo perché non odio il brodo, ma è correlato al mio tipo di attività, che vendiamo prettamente polli ruspanti, e ovviamente il pollo, come ben sapete, potrebbe odiare finire dentro un brodo perché può diventare un buon brodo. Quindi è nato un po' per gioco, un po' con i miei figli, e poi è nata un'istituzione anche perché è un nome, secondo me, che resta molto in testa. Quindi commercialmente è un buon affare, diciamo così. Certo, certo, ce lo si ricorda. E con il panino Taco Taco Bao Bao hai vinto il contest di Filoves Banca e hai vinto questo buono da 100 euro. Cosa pensi di fare? Ma penso intanto di adoperarlo per acquistare magari una bicicletta, magari non precisamente per me, ma per mia figlia, che ha voglia di pedalare. Io sono un ciclista, ma io sono un ciclista di un altro tipo, non magari elettrico, queste cose nuove. Sono un ciclista di altra vecchia generazione, chiamiamola. Oramai ero un professionista e userò questo buono appunto per far felice mia figlia, e questo Taco Bao Bao mi ha dato grandi soddisfazioni. Sono felice, vediamo cosa succederà con la prossima partita di contest con il Pala Gourmet e con voi, con il Friul Ovest Banca. Vediamo cosa succede. Guarda, hai già fatto tu, non mi tocca fare altro che salutare Antonio che oggi è asservito al tagliamento, e saluto ti faccio i complimenti. Hai lanciato già il contest nel contest, ricordando che alla fin fine verrete rimessi tutti quanti in gara, quindi avrai un'ulteriore occasione per poter ancora vincere un ulteriore buono ancora più importante. Seguiteci sulla nostra pagina Filovest Magazine e ridò la linea ad Alexis. Ciao e a presto. Ciao a tutti, buon lavoro. Ciao. Questo era il vincitore della puntata scorsa, ma per votare il vostro panino preferito di questa puntata andate subito nella pagina di Filoves Magazine, troverete a breve le foto dei 3 panini e avete la possibilità di votarli fino alle 12 della giornata di martedì. Ma andiamo invece a vedere com'è andata questa sera. Al terzo posto con 99 punti si classifica il picnic greco di Maurizio Pegorer. Maurizio, ma riesce a vincere questa puntata e classificarsi al primo posto e quindi continuare The Best Sandwich Rudy Tramontin con il suo P greco di Caffè Municipio Roveredo in Piano. Cioè non c'è stata una grande differenza di punteggio tra l'ultimo e il primo. 3 ottimi panini, ne vince uno soltanto. Diciamo che, ribadisco, non era una sfida semplice, perché valorizzare un ingrediente come il cetriolo, che di suo non è particolarmente saporito o caratterizzante, non è stato facile. Bravi a tutti e 3, complimenti al vincitore. Il comune denominatore è questo, cioè non era una puntata semplice. Non era semplice costruire un panino con il cetriolo, visto che non si può fare cotto, ha pochissimi utilizzi, però voglio dire, ce l'hanno messa tutta e hanno fatto comunque un lavoro egregio. E mi sono piaciuti particolarmente, va bene, il vincitore, indubbiamente. In ogni caso comunque sono stati dei buoni lavori, veramente. Poi noi facciamo delle analisi molto tecniche, però in linea di massima secondo me sono stati dei buoni lavori, e invito comunque chi ci vede da casa ad andare a provarli nei loro locali.
Assolutamente sì, però non finisce qui per voi, perché fatevi votare nella pagina Facebook di Freelovers Magazine, quindi andate subito anche a mettere mi piace sulla pagina. Io ringrazio i nostri giudici Annalisa, Tiziano e Gabriele, grazie per essere stati con noi e grazie ai miei colleghi Paolo Bassi e Francesco Snidero. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo sabato prossimo per una nuova puntata di The Best Sandwich. Buona serata!